buongiorno a tutti, buongiorno, benvenuti a questa nuova live di Reni Retro. Questa volta vesto i panni di Reni Retro, ok? Benvenuti a tutti. Ora sono le 10:22 di questo 19 novembre 2021, le vacanze di Natale, le feste natalizie si avvicinano. E niente, noi continuiamo con queste mie dirette, un po' di unboxing. Infatti qui c'è un pacchetto di Amazon, come vedete dall'altra telecamera, ma questo lo vedremo dopo. Quello che dobbiamo fare è andare a vedere cosa contengono queste due scatole. Voi vedete, questa neanche si chiude per quante schede ci sono dentro, e qui ci sono altre schede. Sono tutte schede di vecchi PC che, a parte che non fanno altro che confermare quello che vi dico sempre della mia storia di sistemista senior, sia software che hardware, insomma tutta la mia storia informatica, e poi ci raccontano un po' della loro storia, quella che io ho vissuto e che voglio raccontare poi a voi, a chi è interessato ovviamente a queste mie storie, a questi miei ricordi, a questi racconti di vita vissuti. Ciao Stefano, magari questo ti interessa un po' di meno, però perché non è musica, non è vinili, non è 33 giri, però so che anche tu sei un appassionato di computer tra virgolette vecchi, visto che adoperi anche PC con Windows XP per giocare, per esempio a PC Calcio. Va bene, allora io direi, senza dilungarci troppo con le chiacchiere, andiamo a pescare a caso le schede e poi cercherò di dividerle. Qui ho preparato per ora una sola scatola dove ci metterò quelle più numerose, però siccome sono di varie tipologie io le devo dividere ovviamente per tipologia. Guardate questa per esempio, questa è una D-Link, è una scheda di rete, una delle prime schede di rete. Allora cominciamo a parlare un po' delle schede di rete. Vedete, qui manca la flash ROM per fare il boot via rete. Qui ci andava praticamente un BIOS, se vogliamo, che permetteva alle schede madri di poter fare il boot via rete mettendo un sistema operativo centralizzato su un server, ok? Quindi vediamo che altro ci racconta questa semplice scheda. Innanzitutto, vabbè, qui c'è marcato D-Link. Questa telecamera non ve lo farà mai vedere, questa sì, però vedete proprio sul pezzo di metallo che va fissato poi alla scheda madre c'è scritto D-Link, quindi D-Link faceva apparati di rete, fanculo. Allora, questa era una scheda di rete che andava a 10 e 100 megabit, quindi non è una scheda di rete a gigabit, è una scheda di rete PCI, perché si vede dal pettine, vedete, i contatti sono abbastanza ravvicinati. Comunque poi con l'esperienza uno le riconosce proprio a prima vista. Presenta due LED, link e activity. Link significa che è correttamente attaccata o tramite un cavo intrecciato ad un altro computer oppure a un hub, uno switch, ok? E quindi che c'è, diciamo, il link, la connessione. Activity invece si illuminava quando c'era trasferimento dati in ingresso o in uscita. Activity, quindi c'è link e activity, ok? E questo è il classico connettore a 8 poli, ok? Queste schede di rete venivano utilizzate su quelle schede madri che ancora non avevano la scheda di rete integrata, perché noi dobbiamo sapere che, e dobbiamo raccontare che non sempre le schede madri hanno avuto le schede di rete integrate già dentro. Spesso e volentieri bisognava comprarle a parte. Questo era il caso, e la D-Link è una delle tante marche che ha fabbricato schede di rete per i PC sia portatili che fissi. Tra l'altro queste schede per i portatili esistevano anche PMCI. PMCI era un vecchio connettore che andava lateralmente ai portatili e permetteva di connetterci. C'erano anche degli hard disk PMCI da 4 giga mi sembra, piccolini, però erano al posto delle pennette,
quindi non usate queste schede secche e lunghe che si mettevano alla PMCI. Sulla PMCI c'erano le USB, PMCI c'erano i modem PMCI, modem 56K mi intendo, quindi qualcosa di diverso. Ecco, parlando di modem 56K, ecco qua, questo sempre con connettore PCI, questa è una scheda, è un modem con Exant, monta il processore con Exant. Questo non c'è scritto che marca è, modem V92 PCI 32 bit, c'è scritto questo sulla scheda qui, vedete, modem V92 PCI 32 bit, stando alla data che c'è stampata sopra 3/5/2006, ok? Certo, i PC stanno tutti là ancora, i 50 PC non li ho ancora mossi, li dobbiamo ancora smontare, vedere, magari da 3 ne viene fuori uno funzionante, capito? Quindi quello è tutto un lavoro che farò sempre in diretta, quindi continuate a seguirmi, così vedremo i PC migliori, perché poi ci sono anche dei PC su cui non ci girerebbe neanche PC il calcio, perché ci sono PC dove c'è Windows 95, PC che magari hanno 16 MB di RAM, quindi diciamo che i migliori poi a me non servono, quindi se qualcuno li vuole non c'è problema. Stavamo parlando di questo modem a 56K, vedete che ha due connettori, ve lo faccio vedere anche di qua, uno c'è disegnato il telefono e uno la linea. Perché? Perché la linea che veniva dal muro andava attaccato qui dove c'è il simbolo del connettore proprio, e dove c'è disegnato il telefono ci andava a attaccare il telefono, perché questi erano, si dice, passanti, cioè la linea entrava di qua, usciva e andava al telefono. Quindi quando questi, tra l'altro, erano anche fax, molti di questi facevano anche da fax, quindi quando arrivava una telefonata uno poteva scegliere se rispondere col modem se era una chiamata modem, oppure rispondere con il telefono se era una chiamata vocale. Allora, tra l'altro questa era pure configurabile, se dopo un tot numero di squilli poteva rispondere automaticamente alla chiamata, e magari era un fax, quindi sempre una chiamata dati, fax, riconosceva che era un fax e lo riceveva. Poi c'erano tanti programmi che gestivano i fax su Windows, quindi questa è una scheda modem fax, tra l'altro a 56K V92, quindi è 56K. Quindi guardate che differenza tra questa che va a 56K e questa che va a 100 MB. Questa va a 10 e 100 MB e questa va massima a 56K. Differenza enorme tra le due, quindi soprattutto di velocità, ok? E poi ovviamente sono cambiati i protocolli, qui ci sarebbe tutto un discorso da fare, ok? Andiamo avanti. Ecco, questa per esempio è un'altra scheda modem, sempre con processore con Exant, vedi? Questa è del 99 o del 2000 addirittura, vecchia come il cucco, sto cercando di capire che scheda è. Comunque è una scheda modem, in questo caso però questa non è passante, vedete? C'ha una presa sola, ci attaccavamo la linea solamente, quindi bisognava avere uno sdoppiatore poi fuori, magari lo davano pure insieme, il connettore che andava qui dentro. Tra l'altro questa è a 6 pin, questa presa non è a 8 pin come quella di rete, quella di rete che è questa c'ha 8 pin, a 8 cavi, questa è a 6 cavi, quindi non si poteva sbagliare a attaccare un cavo di rete dentro un modem, ok? Questa anche c'ha fatta fax, come vedete i componenti sono molto più discreti, sono molto più grandi, anche se c'è il processore in tecnologia SMD, però per esempio ci sono parecchi diodi che sono questi neri, parecchi diodi che si possono tranquillamente nel caso andare a sostituire, ma non si... pure questi condensatori che voi vedete è piena di condensatori. Questa magari non mette a fuoco, ma questa sì, ok? E questo è il beeper, quando si connetteva era lui che faceva tutto il rumore che voi sentivate, ok? Quindi questa è un'altra scheda modem, è già la seconda
queste sono completamente diverse, come vedete, anche di grandezza. Guardate se ve le metto vicino, una vicino all'altra, una è il doppio di altezza rispetto all'altra. Tutte e due hanno il beeper, vedete? Il cicalino, quello che una volta si chiamava il cicalino, ok? Quindi queste sono due schede modem. Vediamo se al volo ce n'è un'altra di scheda modem. Ecco, guardate questa è ancora più vecchia. Vabbè. Guardate questa c'ha il connettore ISA. Allora, questo è un connettore ISA, ok? Il connettore ISA è a 16 bit, non è a 32 bit. Guardate qui che scatolotto che c'ha. Qui dentro c'erano i relè che scattavano, e guardate pure il beeper com'è diverso. Questo addirittura è un altoparlantino, un tweeterino se vogliamo, qui dentro, ok? E questa è una scheda, guardate, che vi permetteva anche di attaccare la cuffia e il microfono, perché potevate rispondere alle chiamate direttamente col PC all'epoca. Quindi qui arrivava la linea e qui col PC voi potevate direttamente con questa scheda rispondere alle telefonate. Ovviamente non venivano registrate, però questa scheda ha dentro come se fosse un apparato telefonico, ok? E quindi prendeva la chiamata analogica telefonica in entrata e ve la girava sul microfono e sulle cuffie. Quindi quello che voi dicevate veniva rinviato all'altro apparecchio, e quello che dall'altro apparecchio veniva parlato veniva trasferito sulle vostre cuffie. Allora, questa sicuramente mi sa che faceva, non so se tra l'altro la marca parla da sola. Leggete un po' che marca è. US Robotics. Parliamo un po' della US Robotics. La US Robotics è stata una marca, una fabbrica di apparati, di modem, che sono stati leader a livello mondiale, ok? Questo è uno Sposter Win Modem PC FDV, quindi questo è pure modem ovviamente, tra l'altro ISA come abbiamo visto. I modem che hanno avuto più successo della US Robotics sono i Courier. I Courier erano modem che venivano utilizzati anche in batterie di modem nelle più grandi banche dati. La US Robotics fece la storia della connessione, tra virgolette, analogica di dati, cioè sulle linee tradizionali. Poi andò avanti, tentò di stare dietro all'evolversi della tecnologia, fece anche dei modem ISDN, la US Robotics. C'era la Tricom che gli stava dietro, infatti poi vedremo che US Robotics e Tricom per un certo periodo si unirono, si fusero e fecero dei prodotti insieme, perché erano due leader. La Tricom più per quanto riguarda la rete, quindi le connessioni già di rete a 8 poli, chiamiamole così, contro le connessioni di rete che poi viaggiavano sul doppino, ma il connettore era 6 poli, chiamiamoli così, anche se poi il doppino erano sempre due cavi. Comunque noi dietro ai modem, dietro ai telefoni, da quando la tripolare, la presa tripolare del telefono è stata sostituita dalla presa fast, quella è stata sempre quella telefonica a 6 poli. Anche se, ripeto, ne venivano utilizzati due, è sempre stato utilizzato il doppino telefonico, ok? Un saluto a Willy, ciao Willy, benvenuto. Stiamo parlando un po' di schede di PC vecchissime e sto parlando dei modem della US Robotics, della Tricom. Sono marche che bene o male tutti quanti abbiamo almeno sentito nominare. Ecco, questa per esempio è una Zixel. Zixel è anche un'ottima marca di schede di rete, apparati di rete anche, quindi switch, router. La Zixel faceva un po' di tutto, quindi hub, switch, router, print server pure. Questa è la Zixel, qui addirittura c'è scritto proprio grande. E questa è una scheda di rete, quindi di rete LAN, a
Ecco, quando noi pronunciamo tutti questi termini, qui c'ho la telecamera che c'ha troppo, cioè vede che la finestra dietro mi va in saturazione il bianco e quindi non mette abbastanza a fuoco. Allora, Zixel, questa non fa il boot via rete perché manca proprio, non c'è neanche lo zoccolo. Ah, però c'è qui, c'è questo integrato qui che potrebbe essere lui il BIOS. Allora, facciamo un passo indietro. Molte aziende, soprattutto negli anni 2000, ebbero la necessità di uniformare, diciamo, tutti i computer per renderli tutti il più uguali possibili uno all'altro. E allora pensarono di fare tramite la rete, visto che la rete era già 10 megabit era più che sufficiente, ma quando passammo a 100 megabit cambiando tutti gli switch e tutti i router, praticamente 100 megabit erano più che sufficiente per permettere il caricamento di un sistema operativo via rete senza averlo sull'hard disk. E quindi cominciarono ad acquistare tutte le schede di rete che permettevano di fare il boot anche se tu non avevi l'hard disk nel PC. L'hard disk veniva utilizzato perché i PC venivano forniti con l'hard disk. All'epoca si partì da quelli che io consegnai, che parliamo dei Pentium 200 mmx, c'erano prima 2 GB e 100 di hard disk, poi 4 GB e 3, poi passammo agli 8 GB e 4 e ai 10 GB, poi passammo ai 15 GB e ai 20 GB. Io ce li ho tutti questi hard disk con tutti questi tagli strani, ce li ho giù. Poi faremo un episodio dedicato solo agli hard disk perché io ce ne ho centinaia di hard disk. C'ho un mobile giù pieno solo di hard disk, un mobilone pieno di hard disk che aspettano appunto di farsi vedere durante una diretta. Quindi quello lo faremo. Quindi si era si era presentata la necessità di quasi tornare indietro a quando c'erano sulle scrivanie solo i terminali connessi con un cervellone elettronico. Però in questo caso il server era un server centrale, detto anche Terminal Server Edition, che distribuiva il sistema operativo a tutti i PC nel momento in cui questi venivano accesi. Ok? E quindi poi ovviamente nel server c'erano anche installati tutti i software, che ne so, Word, PowerPoint, quello che vi serviva. All'epoca c'era Netscape come browser al posto di Explorer, o anche Opera. C'erano diversi programmini, WinZip, perché magari ancora non c'era manco il supporto zip integrato dentro il sistema operativo. Quindi diciamo c'erano l'Acrobat Reader, diciamo c'erano un sacco di software poi installati dentro questo PC e poi l'utente faceva richiesta all'helpdesk, l'helpdesk metteva una spunta soltanto in corrispondenza dell'utente e del software di cui necessitava, e quel software compariva direttamente sul desktop dell'utente già bello installato, senza dover fare un'installazione, manda al tecnico col dischetto, col CD eccetera per fare le installazioni. Quindi diciamo che la soluzione di avere un sistema operativo centralizzato era diciamo molto comoda, però c'era pure il fatto che cambiando PC, essendoci una grande varietà di PC, poi che successe? Che molti sistemi operativi non funzionavano più su determinati PC, su determinate schede, si cominciarono a creare un sacco di problemi con i driver, quindi uno aveva bisogno di far partire il sistema operativo, bisognava mettere tutti i driver dentro al server di tutte le schede che man mano venivano prodotte e venivano installate dentro ai PC, o se veniva cambiato addirittura un PC tutta la scheda madre, c'era bisogno di tutti i driver nuovi, diventò un po' complicato e quindi si optò per un'altra soluzione quasi allo stesso valida, che era un sistema operativo su ogni PC che si connetteva poi al sistema operativo centrale con Active Directory. In questo caso parliamo sempre di Microsoft. Quindi praticamente che succedeva? Che mettendo per esempio un Windows 2000 Professional lo si faceva membro di un dominio, il dominio era uno o più server, perché i server dovevano essere messi in cluster. Poi con Windows 2000
rispetto a Windows NT Server si venne a creare questo Active Directory, che poi vedremo che cos'è quando parleremo dei software. Praticamente permetteva il deploy di tutti i software, di tutti i driver, di qualunque cosa in modo molto facilitato, e l'utente aveva accesso anche a dischi di rete, aveva accesso a stampanti di rete, quindi questo veniva molto comodo quando si avevano grosse società che avevano sedi magari in diverse città d'Italia o anche all'estero, e uno poteva installarsi una stampante che stava magari da Roma, ti installavi la stampante sulla scrivania di un utente a Napoli, tu mandavi la stampa su quella stampante e a Napoli usciva la stampa, molto più veloce di qualsiasi fax, molto più veloce di qualsiasi altra cosa. Oppure dovevi condividere un file, il file stava su un server che magari stava a Roma o a Milano, poteva stare dovunque, uno salvava su questo disco di rete un file e chiunque stava in quella rete poi poteva accedere a questo file, le cartelle condivise. Tutto questo grazie alla rete a 100 megabit, che a queste schede di rete, che noi pensiamo alla scheda di rete solo per connettersi a internet, ma internet è una parte piccola del mondo che sta dietro a un cavo di rete. Il cavo di rete ci permette di fare i tunneling, ci permette di fare talmente tante cose, si parla di RAS, Remote Access Service, per accedere a servizi aziendali locali di una LAN attraverso una WAN. LAN, non so se l'ho detto, significa Local Area Network, è una piccola rete, piccola per modo di dire. Ericsson aveva una LAN di oltre 6.000 PC, quindi piccola diciamo fino a un certo punto, però è una rete circoscritta, diciamo, da non confondersi con la MAN. La MAN è una Metropolitan Area Network. Metropolitan significa a livello metropolitano, a livello cittadino. In Italia, mi sembra, se non sbaglio, la prima società che fece una MAN, chiamata proprio MAN, fu Fastweb. Se ricordate bene, mia moglie fu una delle prime diciamo ad abbonarsi a Fastweb, a passare da Telecom Italia a Fastweb, quando nacque Fastweb, e Fastweb aveva questa rete sua interna e quasi non ti dava, se non via HTTP e per i servizi email, ti dava i servizi essenziali per andare su internet, ma tutti i PC, infatti c'era chi forse ha vissuto la vita pirata tra virgolette sapeva che c'era un emulé adunanza Fastweb che si connetteva direttamente ai server interni a questa MAN di Fastweb. Poi Fastweb fece diverse MAN in diverse città e poi le unì, e quindi diventò una Metropolitan Area Network molto più grande, da non confondersi poi con la WAN col W, WAN, che è la World Area Network, che è internet. Ok, è un'area di rete enorme. Ok, quindi abbiamo visto la differenza tra LAN, MAN e WAN. Andiamo avanti. Qui cambiamo tipo di schede. Perché questa che vedete qui, come si può vedere da davanti, è una scheda audio. Ok, il connettore, questo è ISA, pensa un po', questo è un connettore ISA come questo, quindi questa è una scheda audio ISA 16 bit. Sarà una Creative? No, Crystal. Questa è una Crystal, non è una Creative, è una Crystal, una scheda audio ISA. Ve la faccio vedere su quest'altro monitor. Qui ci stavano i connettori per le cuffie, il microfono e la linea. C'era differenza tra microfono e linea, perché il microfono aveva bisogno di essere amplificato per poter funzionare correttamente, mentre la linea si intendeva una linea già amplificata che non aveva bisogno di preamplificatore. Quindi qui, non so se si legge, c'è audio out, line in e mic in, e poi sotto c'è questa presa strana. Questa è una presa MIDI, però non è solo una presa MIDI, ragazzi. Qui ci venivano connessi anche i microfoni analogici del PC, quelli che chi viene da Commodore, chi viene da Atari, da tutto il regno dei videogiochi odiava, perché quei joystick, essendo analogici, non avevano micro switch
ed erano molto sensibili al movimento, perché riuscivano a distinguere se uno stava andando un po' più diagonale verso l'alto o diagonale verso il basso, riuscivano a distinguere, mentre con i micro switch o vai diagonale in alto o vai diagonale in basso, non c'era diciamo, la finezza di tutto il passaggio. In questo caso invece con i joystick del PC definiti joystick analogici, sì, in questo caso i joystick erano molto sensibili. Ok, quindi qua si poteva connettere di qua l'audio out, quindi le casse, linea in e mic in, e poi questa è la presa dove si poteva connettere anche un apparecchio MIDI, una tastiera, qualunque cosa avesse un ingresso MIDI. C'erano anche i cavi e le interfacce, diciamo, tra questo e poi il MIDI a 5 punte che stava dietro agli strumenti musicali. Quindi questa è una scheda audio ISA, ok? Questa è una scheda audio simile, però è PCI. Il connettore, come vedete, ha i pin molto più ravvicinati, molto più piccoli, e questa è una scheda audio PCI. E questa, come ho provato a menzionare prima, è una Creative. Guardate che bella Creative. Tra l'altro, ecco, vedete tutti questi connettori colorati? Questo, uno è linea in, uno è mic in, uno è linea out. Allora questa sicuramente è una 3.1. quindi qui ci sono l'uscita per cassa destra, cassa sinistra e centrale, e qui il subwoofer. Ovviamente sono 2 più 2 uscite, perché cominciavano in questo periodo a diffondersi sia i giochi sia i film anche in 5.1, e quindi c'era la necessità di connettere gli amplificatori o quant'altro di analogico che non ci abbia il decoder interno per il 5.1 per esempio, e quindi qui si potevano connettere un subwoofer e un altoparlante centrale a questo connettore nero e i due altoparlanti destro e sinistro a quest'altro connettore verde. Quindi cominciava ad arrivare il 5.1 nelle case, soprattutto con i giochi e soprattutto con qualche film, e qui è tutta la storia raccontata dentro questa scheda. È incredibile, ragazzi, è incredibile come una scheda, tra l'altro queste, vedete queste pure che cos'erano? Queste prese, le faccio vedere di qua, queste sono tutte stereo, anche più le stereo, comunque sono destra e sinistra eccetera. Queste sono le entrate dell'audio che veniva dai CD. Quindi uno normalmente dentro i primi PC si metteva un lettore CD e il masterizzatore. Tutte e due venivano attaccati qui per poter ascoltare l'audio CD, quindi i CD normali che noi compravamo nei negozi di musica, per poterli sentire col PC, ok? Attraverso l'uscita audio normale. Perché poi cominciarono a svilupparsi programmi che riuscivano a leggere i PC tramite la piattina IDE e poi tramite il serialata, e quindi i dati passavano in modalità digitale direttamente nella scheda madre, venivano decodificati e poi uno li poteva sentire. Ma questi connettori però sono analogici, venivano connessi all'uscita che tutti i masterizzatori, i lettori CD, i lettori DVD avevano sul retro tramite un cavetto speciale che non so se qui c'è. Ah, forse sì, eccolo. Guardate, qui c'erano 2000 di schede, quindi, e il cavetto era questo. Guardate, adesso lo stacco da questa presa. Eccolo qua. Questo cavetto da una parte andava dietro al masterizzatore e da una parte andava nella scheda. Guarda, forse di qua è più facile. Vedete, 4 connettori, e questi, diciamo, questi ingressi erano fondamentali anche se uno voleva, all'epoca che non c'erano ancora, come dico, i programmi che facevano passare i dati anche audio attraverso la piattina IDE. Era l'unico modo per digitalizzare di nuovo i vinili, i CD. Sono fissato io con i vinili, vedo vinili da tutte le parti, quindi venivano utilizzati per passare in un file i CD audio, ok? Quindi questa è una Creative, connettori colorati, contatto PCI 32 bit.
Ok, adesso andiamo avanti, che ce n'ho tantissime. Queste due sono uguali, ora ve le faccio vedere tutte e due insieme. Mamma mia quante sono. Allora, questo è audio. Allora, questa, guardate, queste due sono uguali, quindi le vedremo insieme. Eccole qua. Magari questa c'ha i colori migliori. Anche questa c'ha, come vedete, ingresso microfono, ingresso linea e uscita casse, e poi c'è il MIDI. Allora, CT4810 Creative, pure queste sono due Creative. Tra l'altro vedete i connettori, queste sono molto economiche perché i connettori non hanno neanche, diciamo, la parte intorno in plastica di rivestimento. Vi faccio vedere un po' meglio su questa che il connettore già è attaccato, vedete? E questa quindi, tra l'altro questa c'ha pure aux in, PC speaker, ecco, allora questo quindi l'ultimo connettore qui non va connesso al CD, vedete c'è scritto aux in e PC speaker. Praticamente questo c'ha l'ingresso di una linea che poteva essere da un pannellino frontale del PC fisso, dove uno poi ci andava a mettere un jack, oppure anche i pin jack, c'erano quei pannellini frontali dove uno poteva mettere diverse cose, e tra l'altro si rivedeva anche spesso e volentieri la presa questa qua, perché andare dietro al PC magari era complicato, la presa MIDI si rivedeva magari pure davanti tramite questi pannellini. E quindi poi invece l'altoparlantino, il beeper che stava sempre dentro ai case dei PC, che però quel beeper che poi alla fine divenne proprio un mini altoparlante, quindi da semplice, diciamo, il beeper è un, come lo posso definire, un mini tweeter che emette solo frequenze molto alte e non si capisce niente. Venne sostituito poi da degli altoparlantini piccolini, alle volte anche amplificati per quanto piccolini, però diciamo non erano la qualità di un altoparlante esterno che c'ha anche la cassa, per quanto piccolo, anche un minimo di cassa armonica intorno. Continuiamo con le schede audio, che ne vedo tante qua, poi rivediamo un'altra volta, ci stanno altre schede di rete. Eccole qua, queste sono altre Creative, questa mi pare che è uguale, identica a quella che vi ho fatto vedere prima. Questo per farvi capire quante ce n'ho di tutte queste schede. Questa mi pare identica a questa, andiamo a vedere il modello, perché ci deve essere scritto il modello, CT4750, 4750, sì, queste due sono identiche, e ci posso aggiungere mesa pure questa, CT4750, no, questa differisce pure per il numero di contatti, questa quindi è diversa, CT5803, questa è diversa invece, 5803, questa invece è stereo normale, non supporta più altoparlanti, perché questa c'ha solo 3 contatti, quindi come abbiamo visto ingresso microfono, ingresso linea, uscita casse, destra sinistra. Volevo vedere di che anno è questa pure PCI, sempre della Creative, sempre con anche il MIDI, ok? Tutte schede audio. Oh, vedi qui che c'è questa con Exant, no, questa l'abbiamo già vista, è di là, è molto simile, è sempre una scheda modem a 56k con anche il fax, che però con anche il suo bel biperino, questo è il biperino, bipere, e questa ha anche la possibilità, come vi ho detto, con l'ingresso ci stavano le cuffie col microfono, mic e speaker, e qui c'era la possibilità, a parte che era passante, quindi già questo è comodo, e poi c'aveva la possibilità di attaccarci cuffie e microfono per rispondere direttamente col PC alle telefonate. Quindi questa altra scheda modem, però questa la metto da quelle PCI, guardate quante schede qua, ecco, qui cominciamo ad andare sempre sull'ISA. ISA erano i primi Pentium e gli ultimi, diciamo, 486, 386, 286, avevano questi connettori ISA. Vedete qui le schede matrici avevano il connettore ISA come questo, e questa è una scheda video, vedete, questa è la presa VGA classica,
una scheda video, tra l'altro chissà che razza di marca è, qui c'è scritto solo scheda video. Questa è tutta roba che ha fatto la storia, ragazzi, una scheda video ci avrà sì e no 4 mega questa, sì. Seppure ce l'ha 4 mega, se vado a pensare che ogni processore di questi è 1 mega, allora c'ha 4 mega, se invece so da mezzo mega, questa c'ha 2 mega. Comunque c'erano da 2 mega, da 4 mega, anche da 512k le schede video. Questi hanno fatto la storia, mi piace tanto vederle. Mi piacerebbe, ho delle schede madri con connettori ISA, ma non so se funzionano, quindi bisognerà vedere. Io non so quanti siamo rimasti a seguire una diretta, non so neanche quanto possa interessare questo che io dico, però a me fa piacere, quindi lo lascio qui su YouTube per chi poi vorrà vederlo. Allora, questa è una scheda video VGA, quindi non EGA, non CGA, perché stiamo andando talmente indietro nel tempo che uno dice c'hai pure le schede video EGA, CGA, no, ancora quelle là non le vediamo, non stanno dentro questi pacchi qua. Comunque questa è una scheda video ISA, quindi o Pentium di prima generazione. Allora, mi è andato offline il modem, l'ho visto adesso quello di Fastweb, non so perché ragazzi, e non so dove siete arrivati. Mi scrivete gentilmente nella chat l'ultima cosa che avete visto, chi è connesso ancora, perché io penso che sia andato tutto offline. Vediamo un po', sto verificando un attimo, perché mi sono accese tutte le luci rosse sul modem, adesso è andato tutto online di nuovo e vedo che su Facebook ci dovremmo essere, ma non so se siamo online anche su YouTube. Magari YouTube, un attimino che ho il PC un po' lento, scusate, ma non dipende da me, purtroppo è Fastweb qui che ha fatto un reset del modem, non lo so che ha combinato. Sto cercando di capire, C'ho il PC lentissimo, perdonatemi, perché non so dove siete arrivati. Io ho continuato a parlare, ma non so voi dove siete arrivati. Tra l'altro mi si sono bloccati tutti. Niente. Penso che dovremmo essere online, perché a me qui mi dà tutto quanto online attualmente, quindi voglio vedere appunto come stiamo messi, quindi voglio vedere un attimino solo, abbiate un minuto di pazienza, voglio vedere perché sicuramente YouTube avrà spezzato la diretta, sì, ha spezzato la diretta in due, adesso sto un'altra volta online, va bene. Purtroppo Fastweb mi ha fatto sto scherzo, vabbè, non è la prima volta comunque, perché spesso e volentieri la vedo troncata in due poi la diretta. Va bene, io direi di andare avanti, non so dove siete arrivati, qui dice 39 minuti, è durata quella prima, quindi andiamo a vedere da quanto invece sto live, da 45, vabbè, avete perso 5 minuti. Quindi neanche troppo avete perso. Allora, stavo parlando appunto di questa è una scheda PCI, però non so se avete sentito tutto il discorso che ho fatto per questa. Allora ve lo faccio brevemente. Questa è una scheda video VGA ISA, ok? Alla buona e meglio c'ha 4 mega o anche 2 mega soli, ok? Questa veniva utilizzata all'interno dei primissimi Pentium, quindi i 200, i 166, i Pentium 90 o anche i 486, 386, 286, che avevano questo tipo di slot ISA a 16 bit, questo tipo di slot, e questa è una scheda video VGA, e come ho detto, anche se non mi avete sentito, non è né EGA né CGA, né quelle sono ancora prima, quelle parliamo di parecchio tempo fa. Invece in questo caso trattasi di una scheda video VGA, quindi già diciamo tra virgolette moderna, con però l'attacco ISA 16 bit, ok? Poi stavo introducendo
quando poi è tornata alla linea mi sono accorto lì dei LED tutti colorati rossi là, vabbè, che parlavo di questa è una scheda di rete Tricom 3C905, cioè una delle schede più vendute in assoluto a livello mondiale. La Tricom si inventò anche il Parallel Tasking 2, che è questo, c'è scritto su questo processore. Praticamente riusciva ad andare ad una velocità sempre all'interno dei 100 megabit, però erano 100 megabit paralleli, usando degli ottimi switch anche Tricom stessi. Questa scheda era il massimo, diciamo, ed è stata la più venduta. Anche questa supporta su questo zoccolo la possibilità di inserire un processore per fare il boot via rete, ok? E questa è stata la più venduta, la 3C905. Fecero i driver per tutti i sistemi operativi, mi pare che già da Windows 98 i driver erano nativi, quindi bastava inserirla nello slot PCI, veniva riconosciuta automaticamente già da Windows 98. Poi ci fu Windows 2000, tralasciando però i vari Windows NT, NT Workstation, NT Server, che invece quelli driver bisognava metterli a mano, ok? Quindi andiamo avanti, abbiamo visto una scheda video ISA, qua no, non c'era, no. Quindi abbiamo visto schede audio, modem, altre schede audio qui tutte uguali, anzi tutte simili, uguali, qui non c'è niente. Allora guarda, allora questa è una Creative, la riconosco, Creative Lab CT4830, questa è una Sound Blaster Live, Sound Blaster Live. Questo marchio Sound Blaster Live, così scritto dorato, fece un successo enorme, ok? Perché fece successo? Perché la Sound Blaster Live era una 5.1, guardate quanti connettori, era una scheda di rete 5.1, anche questa con le entrate e le uscite per i CD, e tra l'altro anche questa AUX in, il CD dove era connessa, il TAD, e quindi aveva diverse entrate. Tra l'altro alcune delle Sound Blaster Live c'erano anche un controller IDE, questo non è un controller IDE, però questo è un controller per aggiungerci altre schede sopra che potevano andare ad espandere questa Sound Blaster Live. Molte schede si dicevano le schede a panino, perché si mettevano su questo connettore, si agganciavano tramite questo buco con delle viti e la scheda veniva aggiunta di nuove funzioni, ok? Quindi queste Sound Blaster Live fecero la storia per l'espandibilità, per la qualità del suono, per tante cose, per tantissime cose. La Sound Blaster, quando se ne uscì con questa serie live, non c'è niente da fare, sbaragliò il mercato, anche se diciamo costavano, perché erano schede di un certo livello, ovviamente. Io ho anche la Sound Blaster Live Gold, tutta con i contatti dorati. In questo caso vedete i contatti sono tutti di plastica qua, eccetera, ma io avevo quella, la Sound Blaster Live Gold, che c'era tutto dorato. Bellissima questa scheda. Schede audio le ho messe tutte quante qua, quindi mettiamo pure questa Sound Blaster Live qua. Questa è una ESS, è una ESS che è un'altra marca di schede audio. Questa, come vedete, è stereo normale, sempre col connettore PCI. È una scheda, diciamo, molto compatibile. Anche qui c'è l'ingresso per attaccarla al CD, lo faccio vedere così. Qua ci andava attaccato il lettore CD, e quindi niente, e questa era una scheda. Vedete, cominciava a esserci disegnato anche il joystick qui, quello è il simbolo del joystick, oltre al MIDI. Infatti c'è scritto Game and MIDI. Se io lo metto dritto così si legge Game and MIDI, perché qui ci veniva attaccato appunto il joystick, ok? E qui sempre c'è scritto mic, line in e speaker out, ok? E io vado avanti, guardate quante ce n'ho di tutte queste schede. Questa Creative CT4810,
questa già l'abbiamo vista pure là, è quella lì che ha i connettori rosa, verde e blu. Questo è stereo normale 2.2 normale senza punto 1, 2 e basta. Poi andiamo avanti. No? Questa è una bellissima scheda video, però questa ha una presa, come vedete, che differisce da quelle che abbiamo visto tutte quante fino adesso. Guardate che pettine che c'ha, strano, c'ha sotto e sopra i contatti. Questo connettore, si è impiantato il PC? No. Questo connettore venne chiamato AGP, Accelerated Graphic Port. Perché si rivelò necessario fare questo connettore? Tra l'altro questa che marca è una Matrox, che cos'è? GeForce. Questa è una GeForce MX200 con 32 MB di RAM a bordo. Questa pure fu una scheda molto venduta. La Matrox fece scalpore con queste schede video all'epoca. So che adesso la Matrox esiste ancora, ma fa schede professionali soprattutto per i video call. E quindi niente, praticamente l'AGP, Accelerated Graphic Port, si rese necessario perché tutti quanti cominciavano a giocare con i PC a livelli molto pesanti. La prima cosa che venne inventata prima di questo slot AGP, sullo slot PCI non c'ho, qua adesso momentaneamente non c'ho nessuna scheda video PCI, ma di là sicuramente ci saranno, vediamo un po'. Ma questa pure è AGP, questa è una ATI, non la vediamo subito. Niente, praticamente vi dico, ci fu una serie di schede chiamate 3DFX che venivano messe sugli slot PCI attaccati alla scheda video e servivano solo per accelerare, diciamo, il calcolo del video, ok? Noi su Amiga mettevamo coprocessori matematici, su Amiga in aggiunta al processore principale per farlo essere più veloce. In questo caso invece serviva una grafica più veloce, soprattutto per i giochi e soprattutto per chi lavorava in 3D, per chi faceva animazione 3D. E quindi vennero inventate queste schede che si chiamavano 3DFX, si aggiungevano alla scheda grafica esistente e ne aumentavano le prestazioni, in alcuni casi anche in modo molto sostanziale. Allora, questa aveva anche un'uscita video composita S-Video. Guardate, questa è una presa S-Video, infatti c'è scritto S-Out e sotto c'ha la VGA. Questa è la mitica Matrox GeForce 2 MX200. Non ve la sto facendo vedere manco per niente. Eccola, con 32 MB di RAM a bordo. Ok? Questa fu un'ottima scheda video, la appoggio qua. E poi ci fu la ATI. La ATI era una marca di schede video che cercava di tenere testa alla Matrox. Questa sarà una Mystic 220, non buona e meglio. Matrox, no, questa è ATI non c'è scritto, peccato. ATI Technologies sta scritto da tutte le parti, c'è il product number, ma io ovviamente a memoria non mi posso ricordare che cos'è. È del 1998, ragazzi. Ha il connettore per connetterci un'acceleratrice a panino, anche queste ATI, tra l'altro vedete ATI 3D, guardate questo processore, ATI 3D. Queste potevano essere, invece che mettere una scheda aggiuntiva su uno slot PCI, venivano dotate le schede video. Se uno voleva spendere poco all'inizio si comprava solo la scheda video, poi potevi comprare l'acceleratrice per questa scheda video, veniva messa su questo pettine e quindi praticamente la parte video veniva notevolmente accelerata e migliorata tramite una scheda, quelle che si chiamavano schede a panino, attaccate a questo pettine. Ok? Anche in questo caso abbiamo i due buchini dove andare ad avvitare la scheda a pettine. Ok? E questa era una ATI, io non mi ricordo che ATI Rage Pro Turbo. Questa pure ha fatto, c'è scritto sul processore, pensate un po', c'è scritto ATI Rage Pro Turbo AGP, grandissima. Questa tra l'altro ci avrà pure 64 mega magari, 16, 32 e 32 ci avrà 64 mega perché c'ha 4 integrati.
possibile che ci abbia 64 mega, questa molto probabile. È una ATI Rage Pro Turbo AGP. Questa ha fatto la storia pure questa, ragazzi, mamma mia che ricordi. Stiamo facendo un tuffo nel passato che non finisce mai. Questa è un'altra scheda audio, neanche ve la faccio vedere, tanto è sempre una serie Creative. Ah, ecco, questa differisce, guardate un po', Sound Blaster Live 5.1 Digital addirittura. Non so chi mi sta seguendo ancora, ma cioè stiamo veramente facendo un salto nel passato. Un attimino solo che devo riavviare la chat, perché quando è andata via la connessione qui si è perso tutto, è successo un macello. Allora, non ho potuto leggere più tutti i vostri commenti. Comunque questa è la Sound Blaster Live 5.1 Digital, tra l'altro sempre PCI 32 bit, processore ovviamente Creative, rigorosamente Creative, e questa riusciva a gestire il 5.1 in modalità digitale, quindi faceva da decoder digitale, e infatti c'aveva una delle prime, guardate qui, questo connettore piccolino arancione, il primo in alto, vedete? Questo qui, opla, questo, il primo in alto, è l'uscita, la prima uscita SpeedIF digitale, che però usciva su un cavo normale, quindi non ottico, ma come se fosse il cavo coassiale. Insieme a questo infatti c'è scritto Digital Out, cioè su questo spinottino qui, questo in alto, che è più piccolo degli altri, uno spinottino più piccolo, loro vi davano un adattatore, perché poi gli amplificatori o i decoder 5.1 avevano poi di solito il pin jack, l'RCA, e quindi vi davano l'adattatore per poi connetterlo ad un amplificatore con decoder 5.1 senza passare per 2000 cavi analogici, ma passavano tutti e 5.1, quindi i 6 canali, tutti quanti tramite solo questo spinottino arancione, ok? Quindi questo passava in digitale, ecco perché 5.1 digital, passava in digitale tutti e 6 i canali, quindi 5 più il subwoofer, al decoder, quindi senza passare per tanti cavi analogici. Qui ho una scheda addirittura ancora imballata dentro con tanto di dischetto driver. Stiamo facendo l'unboxing di questa scheda degli anni 90 nel 2021, non si legge niente qui, sì. LAN driver, però ve l'ho fatto vedere al contrario perché i dischetti tenevo sempre così. Pro 120B Fast Ethernet, LAN drivers. Queste venivano anche vendute così, Questo è il guida utenti, user guide, eccole. Questa era la confezione cosiddetto bulk, cioè senza scatola, senza confezione, venivano fornite direttamente dentro queste bustine antistatiche e a scoppietti, diciamo così, pluriball. E questa è sempre un'altra scheda di rete 1010, link e activity. Questa addirittura nuova mai usata, versione bulk. Adesso non c'è quasi più bisogno delle versioni bulk, tanto gli imballi costano talmente poco, quindi questa è un'altra scheda di rete e la mettiamo qua. Siamo arrivati qui a delle schede sempre PCI, guardate questa. Quando le schede parlano, allora vi racconto anche questa. Questa è una scheda USB 2.0 e FireWire. FireWire sono queste due prese qua. Allora, quando il digitale cominciò a prendere piede, siamo ancora connessi? Sì, mi state ancora sentendo? Scrivetemi nella chat se vi arrivo bene come audio, come video, se sono chiaro. Allora, quando cominciarono a prendere piede le videocamere digitali, mi sa che tra un po' finiremo la live, perché 10 minuti poi c'ho da fare. Quando si svilupparono le prime videocamere digitali c'era il problema di come connetterle poi al PC. Molte case sfruttarono questo connettore che si chiama FireWire. Tramite questa presa FireWire era abbastanza semplice, queste erano a 400 megabit le prime, poi arrivarono pure a 800,
e queste sono le USB 2 classiche, le USB 2. Allora, le FireWire permettevano anche di controllare totalmente la videocamera, cioè tramite dei software uno poteva mandare play, pause, indietro direttamente alla videocamera senza andare a premere i tasti vicino alla videocamera. Quindi c'erano dei software di cattura video, come può essere pure Adobe Premiere, che avevano dei driver dedicati per ogni videocamera che ti permettevano tramite un pannellino sul display del PC, quindi tu col mouse potevi andare avanti e indietro per riprendere di nuovo, digitalizzare un pezzettino. Tutto questo venne risolto, questo c'era quando le videocamere avevano ancora le videocassettine, le cassettine digitali piccoline, mentre si rivelò inutile poi quando ci furono le RAM, le SD, le compact flash eccetera, perché in quel caso bastava levare la compact flash, la mettevi nel PC, il filmato era un file proprio che poteva essere importato nel PC, e quindi a quel punto abbiamo proprio eliminato la digitalizzazione, cioè il processo di passare dalla telecamera, quindi dalla cassettina che anche era digitale, al file sul PC, perché la telecamera registrava in digitale su una cassetta ma non faceva un file, era una cassetta sempre di tipo magnetico registrata in digitale che doveva essere poi trasformata in un file tramite il PC. Ok? E come veniva fatto questo? Tramite queste prese FireWire, poi vennero trasformate in USB perché le USB erano più compatibili con i PC, anche perché le FireWire erano più usate da Macintosh, dal mondo Apple, mentre le USB erano più utilizzate sia da PC che da Macintosh, quindi diciamo alla fine vinse l'USB. Tra l'altro siamo arrivati all'USB 3 e lì ci siamo fermati momentaneamente, 3.1, siamo andati avanti con la 3 perché la velocità di trasferimento tramite USB è talmente alta che per ora ci basta, per ora. Quindi questa è una scheda combo con 3 USB 2.0 e 2 FireWire 400. Ok? Bellissima questa scheda. Poi tra l'altro c'è ovviamente pure internamente, questa è la scheda, vedete? Qui ci stanno le prese esterne al PC dietro, che vanno a finire dietro al PC, queste sono quelle che stanno dentro al PC, e c'è anche sia una FireWire che una porta USB, perché c'erano i pannelli frontali, sempre come vi dicevo, che andavano dal frontale del case, sia esso desktop sia esso tower, andavano a finire poi qua dentro, e quindi c'era la FireWire frontale e la USB frontale. Ok? Questa invece è una semplicissima, molto semplice, della QTech tra l'altro, scheda USB 2 con 4 prese USB 2.0. Oramai le USB 2.0 sono eccessivamente lente per quello che dobbiamo fare, perché vanno a 480 megabit al secondo, ok? E quindi diciamo sono molto lente perché i file sono diventati tutti molto grandi e quindi non ce la facciamo più poi a passare. Ecco, guardate, qui addirittura c'ho qua casca tutto. Questo vabbè è un caposcarto, non ci facciamo niente, caposcarto poggiamo per terra, ma questi cavi sono un po' particolari. Allora, questo è un cavo eSATA, external SATA di PC non è neanche di nuova generazione perché parliamo sempre di 10 anni fa. Questi andavano a finire sulla scheda madre, sui connettori SATA della scheda madre, e questo era l'alimentazione per gli hard disk eSATA che venivano connessi qua. Quindi c'era la possibilità di mettere degli hard disk tra virgolette removibili esterni di tipo serialato, e questo invece è uno diciamo sdoppiatore, se così lo vogliamo chiamare, USB. Questo veniva dato con alcuni hard disk per poter connettere anche l'alimentazione. Ok, quindi veniva fornita l'alimentazione che andava qui dentro, questa andava sull'hard disk e questa andava al PC. Ok, e così invece che connettere l'alimentazione direttamente al case dell'hard disk si attaccava a questo cavetto. Di solito funzionava questo cavetto con gli hard disk da 2,5 pollici che vanno solo a 5 volts. Andiamo avanti, guardate, questa è una bellissima scheda, tra l'altro mi sa che la userò quanto prima perché ho di là la stampante che questa parte qua si è rotta.
questa ve la faccio vedere di qua, c'è scritto Jack Direct 600N 1000 TX. Questa è la scheda di una stampante laser HP. Ok? Allora, prima dell'avvento delle stampanti laser che avevano integrate queste schede, per trasformare una stampante normale parallela in stampanti di rete c'erano i cosiddetti print server. All'inizio i print server erano proprio dei computer. Noi in Ericsson, quando dismettevamo delle SAN, utilizzavamo delle SAN come print server, attaccavamo diverse stampanti alle parallele delle SAN e la SAN faceva da print server di rete, perché lei stessa era connessa alla rete e quindi faceva anche da spooler di stampa, quindi mandava poi alla stampante desiderata dall'utente i dati. Poi le stampanti cominciarono ad avere la scheda di rete integrata, come in questo caso, tra l'altro removibile, e tra l'altro ne potevano avere anche più di una, perché le stampanti potevano essere messe anche su reti diverse, quindi ogni Jet Direct poteva avere il suo IP address e stare sulla sua rete, quindi una stampante poteva soddisfare le richieste di una rete e di un'altra. Erano il caso delle prime stampanti laser dipartimentali, quelle cose gigantesche a cui venivano mandate le stampe da più utenti. Ok? E questa è la scheda di rete di una di quelle stampanti laser. Ok? Quindi questa scheda diciamo faceva le veci di quello che veniva chiamato il print server. Io tra l'altro ho diversi PC con Windows, anche con Windows NT Server base, io lo utilizzavo come print server, cioè un PC che aveva poca RAM, 2 GB di hard disk, io ci installavo la versione minimale di Windows NT 4 Workstation o anche Windows NT 4 Server e lo facevo diventare un print server tranquillamente. Ci installavo diverse stampanti dentro, le condividevo e chiunque accedeva a quel server poi aveva tutta la lista delle stampanti che poteva gestire quel print server. Finita quell'era, nacque l'era delle stampanti già connesse alla rete, senza parallela e senza niente. Ok? Quindi questa è la storia anche di questa schedina, di una semplicissima Jet Direct che ho trovato in mezzo alle mie schede, la 600N, tra l'altro anche questa 10-100 megabit, anche se la velocità nel caso della stampa non era tanto importante, perché poi diciamo se uno mandava delle stampe per esempio in A3 RAW che erano 40-50 mega, tanto la stampante stessa che aveva 8 mega massimo, cioè in alcuni casi ne ho viste qualcuna con più di 8 mega di RAM a bordo, doveva avere il tempo di elaborare quell'immagine e quindi era inutile fare 100 megabit su una stampante, e questo si rese necessario quando le stampanti con l'evolversi della tecnologia cominciarono ad avere l'hard disk interno. Allora, avendo un hard disk dentro, allora la velocità dei 100 megabit era giustificata, perché uno mandava in stampa, la stampante se lo memorizzava nell'hard disk, intanto processava l'altra coda di stampa e poi dall'hard disk veniva mandato direttamente al processore che poi provvedeva a stampare. Quindi pensate quanto c'è da dire anche su una scheda. Io perché ho detto le schede parlano? Proprio per questo. Questa è un'altra scheda modem, eccola qua, modem 56K, già l'abbiamo vista all'inizio della diretta, quindi andiamo veloce. Questa altra 3C905, questa mi sa che è una delle prime, c'ha il coso giallo qua, vediamolo qua, ecco, questa striscia che con le telecamere mie non sembra neanche gialla, è una striscia gialla, ma proprio gialla, ma giallo scuro pure, e questa è tipica delle Tricom 3C905 di prima generazione. Ok, vado un po' più veloce. Ecco un'altra Jack Direct 600N, eccola qui, 10-100 megabit. Qui addirittura c'ho imballata una Tricom, questa è una 3C905B, perché poi ci fu pure la C, e ognuna aveva i suoi driver, con tutto che erano molto simili. Le 3C905 ognuna aveva i suoi driver, 905A, 905B e 905C, ce ne stanno tanti. Andiamo avanti, guardate, queste sono tutte, questa è una ATI, questa tra l'altro è una ATI, vediamo un po' se è come quell'altra,
Rage 2C, questa è diversa da quell'altra scheda che abbiamo visto, questa è una Rage 2C e questa invece non si può sapere perché c'è stato il raffreddatore sopra. Questa non lo so perché c'è tanto di aletta di raffreddamento sopra, però andandola a confrontare con questa penso siano uguali, vedete? Anche se questa non ha il pettine, questa sì, quindi questa era espandibile, questa no, questa nasceva e moriva così, nasceva e moriva così. Sì, beh, sono completamente diverse anche qui, il connettore è messo diversamente. Comunque sono tutte schede ATI dell'epoca, tutte schede ATI che hanno fatto la storia. Ecco, MGA, quanto mi piace, questa è la G100, Matrox, quanto mi piaceva la Matrox, a me come lavorava era una cosa incredibile. Questa pure è AGP, Accelerated Graphic Port, questa è una Matrox MGA AGP, e io non so più dove mettere queste schede, ora poggio qua perché le voglio mettere bene. Questa è una scheda di rete di un server sicuro, guardate qua. Adesso vatti a ricordare questo che cosa serviva. Questo mi sa che serviva, non mi ricordo a che serviva questo. Questo andava attaccato sulla scheda madre, mi ricordo benissimo, però non mi ricordo a che serviva, perché bisognava attaccare questa scheda di rete. Mi sono ricordato perché questa faceva il monitoring della rete e qua passavano i dati, qui passavano tutti i dati della rete, vabbè, ma qui passava i dati del monitoring della rete. C'era un software particolare che permetteva di monitorare quanto traffico passava nella rete, quando è che ci stavano gli orari di punta, tutto passava su questo cavetto qui. Sulla scheda madre c'era un connettore apposito. Questa non so, ma forse qualcosa vale questa. Già. Qui andiamo su una scheda e su una marca a cui io sono molto molto affezionato, e che io ne ho installate tante di queste schede dentro, soprattutto dentro i server, ma anche dentro a molte workstation. Magari a voi questi connettori non dicono niente, perché ovviamente chi li vede, questa chiamiamolo ultra wide, si chiama ultra wide, questo è un connettore ultra wide come questo è un connettore ultra wide, questo è un pettine normale, questo è un Adaptec, ragazzi, le schede SCSI. Allora, prima che fossero inventati gli hard disk serialata e SAS significa Serial Attached SCSI, SAS, serialata sono molto veloci. Gli hard disk IDE non erano così veloci, non supportavano RAID, se non in alcuni casi con alcune schede PCI. Io ce l'ho anche le schede RAID IDE, le schede RAID IDE con 4 canali, potevi mettere 4 hard disk in RAID, ma qui lo SCSI si parlava di 7 hard disk, qui si potevano mettere 7 hard disk in RAID che lavoravano contemporaneamente con tutta la sicurezza dei dati, e potevi fare un volume unico utilizzando 7 hard disk. All'epoca non c'erano hard disk come adesso, che cominciano a diventare, adesso mi pare che è uscito il 24 giga singolo disco, tera, scusate, giga, qui io ho 2 terabyte davanti così dentro una docking station, quindi 24 tera in un singolo disco. Una volta per espandere bisognava aggiungere schede, aggiungere dischi, fare i RAID per la sicurezza dei dati, se no se si rompeva un disco perdevi tutto. E quindi queste schede, e questa è un Adaptec, tra l'altro l'Adaptec, parliamo pure dell'Adaptec. L'Adaptec è stata una delle più grandi marche di schede SCSI a livello mondiale, veniva usata dentro i server HP, Dell, dentro i server più famosi c'erano schede SCSI, dentro i server Sun c'erano processori SCSI che controllavano Adaptec che controllavano i dischi SCSI. Quindi, e i dischi SCSI, soprattutto quelli pure a 10.000 giri, venivano utilizzati grazie alla loro velocità di trasferimento dati e servivano delle schede, tra l'altro questa pure è PCI 32 bit, non è che chissà che il connettore quello è, si può mettere pure dentro a un PC qualsiasi questa scheda,
però ovviamente era sprecato perché serve lo spazio poi per mettere, che ne so, 7 hard disk, serve un alimentatore dedicato per alimentare 7 hard disk, soprattutto se poi sono veloci come vi ho detto, che vanno a 10.000 giri e consumano pure più corrente. Vabbè, io penso che purtroppo tutte queste schede non ce la faremo mai a vederlo. Vi parlo magari un po' di questa perché c'è un connettore particolare che sembra un'antenna. Ok, questo non è un connettore di antenna. Allora, prima, vedete la storia dove ci porta? Prima del connettore, questo qui, l'RJ45, prima del connettore a 8 poli, le reti si dicevano coassiali ad anello. Questo connettore è il connettore coassiale delle reti coassiali ad anello. Che significa coassiale ad anello? La rete ad anello, mentre la rete a stella del connettore RJ45 prevedeva uno switch a cui venivano connessi vari PC e quindi tu potevi connettere fino a che c'era spazio sullo switch, poi attaccavi uno switch all'altro e mettevi altri PC, non c'era problema. La rete coassiale ad anello doveva essere chiusa, una rete che finiva con un terminatore, o doveva essere in ogni caso ad anello chiusa. Quindi per trasferire i dati da un PC ad un altro tramite una rete coassiale c'era bisogno o che questa rete fosse chiusa, oppure c'erano tanti connettori AT e l'ultimo connettore da una parte della T aveva il terminatore. Dentro c'era nient'altro che una resistenza, diciamo, che faceva capire alla scheda che la rete era chiusa e che quindi tutti i PC nell'anello erano in connessione tra loro. Queste reti coassiali il massimo che andavano erano a 10 megabit, ma dovevi pregare che ci andavano a 10 megabit, ok? Mentre invece col connettore RJ45, diciamo, il problema fu risolto e tra l'altro le reti coassiali non potevano essere di lunghezza infinita, quindi c'erano un sacco di problemi, ok? Mentre che vennero risolti poi con l'RJ45, quindi con le reti LAN che conosciamo noi, mentre invece qui poi vabbè c'erano i balloon che trasformavano questo tipo di rete, perché c'erano anche dei PC che avevano solo questa rete, non conveniva ricomprare tutto il PC da capo e allora inventarono degli spinotti che si chiamavano balloon all'epoca, si mettevano qui e da una parte avevano il connettore RJ45 e dall'altra avevano il connettore coassiale. Vabbè, questa è tutta storia che io vi sto raccontando, ma magari vi sto pure annoiando. Torniamo un po' nel presente, va? Poi in un altro episodio andremo a vedere tutte queste altre schede, guardate quante ne so. Allora io queste le tengo qui così, proprio perché non le voglio toccare. Qua c'è scritto rotta, peccato, qua c'è scritto rotta, questa è rotta, una scheda di rete di video rotta, però questa è già più moderna, vedete l'HDMI, vabbè. E poi dovremo parlare di tutti i connettori, lasciamo stare. Facciamo l'unboxing di questo. Ok, questo non era previsto, ma comunque mi è arrivato ieri da Amazon, è una cosuccia che ho comprato perché sta in offerta adesso e meno di questo non l'ho mai vista, e quindi quando ci stanno queste offerte e sono cose che possono tornare utili io le prendo. Infatti questa, per poterla utilizzare, devo pure configurare un repeater. Ok, allora apriamo insieme pacchetto Amazon, ecco qua, questo lo tiriamo. Questo è un Echadot di terza generazione, ok, ma adesso neanche lo sballo, tanto ce l'ho già in camera di mia figlia. Questa la mia idea era di metterlo in bagno però ho una specie di gabbia di Faraday. Questo è quello che ho in camera di mia figlia, che io l'ho preso rosa, questo è rosa e questo è nero, per sentire un po' di musica in bagno, però devo metterci un range extender perché praticamente la rete wifi dentro al bagno proprio non mi ci arriva in nessun modo. Posso pure morire ma non mi ci arriva, se non metto un repeater non mi ci arriva. Vedete, questi sono gli Echadot, mi permettono di parlare con Alexa, di sentire la musica, di comandare appunto pure alzare e abbassare il volume senza uscire dalla vasca
so di una comodità sti cosi, perché io dico alza il volume, abbassa il volume, tutto a comando vocale. Quindi questi Echo Dot vanno a finire qua. Non so se no, non vedete voi perché sta dietro la cosa. Ecco, faccio una torre. Vabbè, comunque la diretta a me è piaciuta. C'ho il telefono che si è pure scaricato, mi dice 20% di batteria, quindi mo lo metterò in carica. Niente, vi invito a seguire i miei siti classe74.it, legolando.it, starwarsstore.it. Ultimamente state vedendo, se vi è comparsa, la pubblicità del mondo del vinile, perché sto pubblicizzando parecchio anche i canali dedicati al mondo del vinile, sia Facebook che Telegram. Quindi cercate il mondo del vinile su Facebook o il mondo del vinile su Telegram, quelli metteteci un follow su Facebook o iscrivetevi al gruppo, alla pagina diciamo su Telegram, per sapere quali sono tutte le novità in vinile che mano a mano escono. Io non riesco, per quanti vinili vengono stampati, non riesco, di nuovi ne volevo mettere circa 5 al giorno, 4-5 al giorno, non ce la faccio a stargli dietro. Io ogni giorno ce n'ho più di 5 da mettere, non li metto anche perché devo curare anche gli altri canali, perché ho il canale dedicato ai Lego, il canale dedicato a Star Wars, il canale dedicato agli alimentari, cioè Amazon Supermercato, che come ho sempre detto ho scoperto che si può fare la spesa anche su Amazon. Ho parlato con altri amici, ho saputo che loro già da parecchio tempo utilizzano Amazon per fare la spesa anche per terze persone, per esempio per i genitori che magari non si possono muovere. Se un giorno tu non ce la fai a fargli la spesa, vai su Amazon, selezioni tutti i prodotti e ogni 2 ore Amazon fa la consegna, quindi è anche abbastanza rapido. Basta avere Amazon Prime e fare una spesa di almeno 50 euro, ma tanto tra detersivi, prosciutti, primi, secondi, uova, latte eccetera ci si arriva abbastanza facilmente, e i prezzi sono più o meno quelli che stanno nei supermercati. Io dentro i miei canali Amazon Supermercato metto anche diverse offerte, però metto anche i link a dei prodotti diciamo per categoria, che ne so, tutti i detersivi insieme, tutto il pollo, tutto il pesce, ok? Detto questo, io vi ringrazio di avermi seguito fino qui, di aver perso quest'altra ora e mezza insieme a me, insieme a Reni Retro. Vedremo poi con più calma quest'altro scatolone pieno di schede che sono molto simili a quelle che abbiamo visto, però ovviamente vanno viste anche queste singolarmente, perché anche queste parlano. Quindi vediamo di cosa ci parlano queste schede. Non so se lascerò la diretta così com'è in 2 parti su YouTube o se la scarico e la unisco tutta in un unico file. Penso che farò quest'altro lavoro, perché divisa in 2 non mi piace tanto questa live, quindi me la scarico, quelle le lascio private e voi le troverete unite, ok? Purtroppo c'è stato un problema di linea dovuto a Fastweb. Un salutone da Roma, da Reni Retro in questo caso. Sono le 11:43 del 19 novembre 2021 e da qui è tutto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima live. A proposito, attivate la campanella, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, perché io non so mai quando vado live. Quando ho 2 minuti di tempo, come dico sempre, prendo, attivo OBS e vado in live. Quindi l'unico modo per sapere quando sono in live è tramite la campanella. Grazie mille, alla prossima diretta.